Allora, un'intervista molto interessante secondo me con Alberto Barbierato, che è delegato Prealpi Venete del Soccorso Alpino. Ben ritornati in trasmissione con noi, un po' di tempo addietro ce l'avamo rivisti. Grazie di avermi invitato. Allora, a me fa molto piacere fare questo approfondimento qui con lui, perché è nato un po' da un allarme che mi è arrivato, nel senso che arrivano tante comunicazioni da parte del CNAS, no? che è il Soccorso Alpino, che sono tutti quegli incidenti che avvengono in montagna, persone che si fanno male, piccoli, grandi incidenti, oppure addirittura persone che spariscono per un giorno, 2 giorni, poi ci sono casi anche molto più gravi. E li vedo con particolare frequenza e mi sono posta il problema, ho detto ma tante persone vanno in montagna, poi adesso con l'esigenza di andare all'aria aperta, approfittarne il più possibile, col terrore di dover tornare ad essere chiusi dentro, ci si avventura in montagna a volte non preparati, quindi la si affronta non nelle condizioni migliori, rischiando. Chi è che provvede poi a recuperare le nostre situazioni incresciose in cui ci si può trovare? Il Soccorso Alpino, sono delle persone preparatissime che ci mettono il loro cuore, perché è volontariato, come mi ribadivi prima, 700 nel Veneto, quindi Esatto. non sono pochi, allenati, attrezzati e continuamente preparati, che insieme anche a delle attrezzature di vario genere, che poi magari vedremo anche delle immagini, e i cani, giusto? Quindi i cani, Certo. anche loro sono fondamentali, riescono a salvare delle vite, letteralmente bisogna dirlo, perché altrimenti in montagna non si scherza, invece tanti pensano che sia un po' un gioco da prendere con leggerezza. Qual è la vostra attività? Come siete strutturati come premessa? Poi entriamo nel merito delle disavventure estive. Allora, il Soccorso Alpino è un corpo nazionale, e cioè siamo presenti in tutte le regioni d'Italia. All'interno delle varie regioni siamo divisi in quelle che noi chiamiamo delegazioni, quindi zone di competenza, diciamo macrozone, che a loro volta sono divise in stazioni. Quindi ogni stazione è l'unità più piccola competente per territorio. Storicamente le stazioni erano configurate come le valli alpine, quindi ogni valle aveva la sua stazione formata da volontari residenti nel posto, quindi conoscenti del territorio, dei sentieri, dei vari percorsi, che a fronte di una chiamata erano pronti a partire. Adesso negli anni ci siamo strutturati un po' meglio, le stazioni a volte coprono un territorio maggiore, ma restano comunque sempre formate da volontari, profondi conoscitori del territorio e profondamente preparati, quindi addestrati tramite continue formazioni che vengono fatte specifiche sulle varie tematiche che possiamo trovarci ad affrontare, quindi dalla ricerca a persone scomparse alle unità cinofile, all'intervento in parete, a tutto quello che può essere l'attività del soccorso alpino, e che a fronte della chiamata da parte normalmente il SUEM 118 o comunque altre forze, i carabinieri più che la polizia o altre forze dell'ordine, siamo pronti a partire garantendo un servizio di reperibilità H24 365 giorni all'anno. E quindi questo è previsto, è un po' come la protezione civile sostanzialmente, quindi se voi lavorate avete la possibilità di intervenire e lasciare... Sì, noi formalmente apparteniamo diciamo, alla sanità come grande famiglia, ma siamo anche parte della protezione civile, tanto che interveniamo, tanto per fare un esempio recente, anche quando ci sono stati problemi dei forti temporali che hanno fatto danni, la protezione civile ci ha allertato per intervenire a dare una mano alle persone che avevano perso la copertura della casa o cose del genere, quindi noi siamo sia sanità che protezione civile, sì. E abbiamo la possibilità di usufruire, ovviamente abbandonando il posto di lavoro, delle agevolazioni che lo Stato riconosce nei confronti del datore di lavoro per i volontari. Se non è un altro quello, visto che siete volontari, quindi Esatto. almeno quello. Vedevamo delle immagini, l'utilizzo anche dell'elicottero, oltre che dei cani, di attrezzature, che sono anche attrezzature tecnologiche di avanguardia. Cosa conta di più? L'intuito, la capacità personale, l'allenamento, oppure anche la tecnologia che adesso è di supporto per riuscire a risolvere certe problematiche, magari la persona che non si trova, oppure comunque chi non sa neanche dire dove si trova perché si è perso in montagna e si è fatto male? Ma tutte le cose che dicevi sono assolutamente importanti e credo che la soluzione sia nel metterle tutte assieme. Di certo la tecnologia negli ultimi anni ci sta dando un grandissimo aiuto, anche nella localizzazione dei telefoni cellulari, piuttosto che l'uso di GPS, coordinate, immagini satellitari, droni. Cioè, È giusto, c'è anche i droni. Sì, tutto quello che la tecnologia mette a disposizione noi cerchiamo di attuarlo in quella che è l'attività di soccorso, di ricerca a persone. Poi uno dei nostri punti forti è di sicuro l'esperienza e la conoscenza del territorio. Succede molto spesso, e anche qui mi vengono in mente cose molto recenti, di persone che chiedono aiuto
magari la tecnologia che hanno a disposizione, quindi il loro telefono non è in grado di dare informazioni sufficienti, quindi connessioni GPS o così, e solo parlandoci al telefono, conoscendo il territorio, dice ma ho passato, non so, quella montagna, quella curva particolare, ho attraversato il ruscello in quel punto, e allora si riesce, appunto perché la gente è gente del posto e quindi conosce molto bene, a localizzare la persona, non dico precisamente come col GPS, però a capire più o meno dove si trova e quindi poter portare il soccorso velocemente, insomma. Quindi questa è una grande forza che abbiamo. Quali sono gli interventi più frequenti che fate? Quest'estate poi ce n'è stata una gamma infinita, perché io cioè, leggevo tutti questi comunicati e dicevo, ma incredibile, cioè, mi viene quasi paura di andare in montagna, perché può capitarti veramente tante di quelle cose che bisogna essere molto prudenti. Ma allora, la montagna di per sé non è che è pericolosa o che ci deve far paura, anzi è un posto bellissimo dove si possono fare delle esperienze meravigliose. Quello che dobbiamo cercare noi è di affrontarla nel modo adeguato per quella che è la nostra preparazione. Quindi in base alle nostre capacità scegliere il tipo di montagna che è più a noi adeguato. Sembra incredibile, ma si penserebbe, così verrebbe da pensare, che le persone più esposte a rischio siano i superalpinisti che vanno sulle pareti. In realtà, se guardiamo le statistiche, ci dicono il contrario, cioè che la maggior parte degli incidenti avvengono all'escursionista, cioè alla persona che va a fare la camminata, il trekking, la passeggiata, dove magari di difficoltà tecniche non ce ne sono. Perché succedono lì la maggior parte degli incidenti? Perché questi sono percorsi accessibili a chiunque, cioè basta mettere uno scarponcino piuttosto che una scarpa da ginnastica un po' più strutturata e si mette a camminare e si va. Andare in parete, uno che non ha una preparazione neanche riesce ad approcciarsi, esatto. no? E quindi la preparazione tecnica molto spesso sopperisce al rischio oggettivo che c'è in quell'attività. Quindi la statistica ci insegna che ormai da molti anni la maggior parte degli incidenti avviene nell'attività di escursionismo. Quindi quei consigli bisognerebbe seguire, perché ci sono anche i bikers, poi che anche loro... Sì, ma poi in questi ultimi anni devo dire la statistica sta crescendo nell'uso negli incidenti di persone che usano la bici, io dico elettrica, ma pedalata assistita è il termine più corretto, no? Perché questo ha aperto giustamente la possibilità di arrivare in posti dove prima magari si doveva fare veramente tanta fatica, e non ci andava quasi nessuno, a persone magari un po' meno allenate o comunque i più allenati riescono ad andare ancora più in là. Però c'è il problema che poi quando si gira la bici questa ha un peso notevole, il peso sapete che in discesa vuol dire velocità e quindi difficoltà nel controllo della bicicletta e abbiamo proprio visto, un po' perché ci sono più e-bike in giro, un po' per questo anche un aumento del numero degli incidenti. Quindi è pericolosetto, insomma. Ma è pericoloso, è sempre in funzione della nostra preparazione. Bisognerebbe essere attenti magari all'inizio a farsi seguire in modo da poter calibrare poi le proprie energie. La cosa migliore è sempre quando si ha dei dubbi farsi accompagnare da persone preparate. Se parliamo di escursionismo o alpinismo, chiaramente abbiamo le guide alpine, c'è il CAI, volendo, se vogliamo andare via con la bici, sono nate negli anni associazioni, istruttori, accompagnatori anche lì per andare con la mountain bike, quindi se non siamo esperti della materia non c'è niente da aver paura, di vergognarsi, da chiedere un aiuto e farsi accompagnare o seguire o frequentare un corso. Non c'è niente da vergognarsi, assolutamente. Esatto. Chi è che può fare il vostro lavoro? Quindi una persona che deve conoscere il territorio, quindi appassionato anche immagino della zona, della camminata, però che caratteristiche deve avere? Allora, per diventare volontario del soccorso alpino bisogna superare una selezione di ingresso dove viene richiesto di dimostrare di avere una buona conoscenza di tutte le tecniche alpinistiche. Questo perché se dobbiamo portare soccorso a una persona in difficoltà non dobbiamo noi per prima essere in difficoltà in quel posto. Certo. E quindi è necessario essere non dei super alpinisti, nessuno deve essere chissà chi, però essere in grado di muoversi in sicurezza sia sull'ambiente roccia, sull'ambiente neve, sull'ambiente ghiaccio, su tutto quanto. Ah, su tutti questi aspetti, non c'è lo specialista, no. ghiaccio, roccia. Il soccorritore alpino della Val d'Aosta ha lo stesso piano formativo del soccorritore alpino della Puglia o della Sicilia. Ovviamente ci sarà il valdostano che sarà più abituato alle alte montagne perché le ha e magari non chi non le ha, però la preparazione di base proprio per volontà e per necessità è uguale a tutti quanti, insomma. In particolar modo diciamo, l'abilità fisica, la capacità fisica ci deve essere?
la preparazione atletica? Allora, ci sono allenamenti? La preparazione atletica è intrinseca nell'andare in montagna, nel senso la montagna per sua costituzione è in salita e quindi per salire in montagna si fa della fatica, insomma, e per poter, provate a pensare, se io dovessi arrivare di fronte a un infortunato dopo aver camminato magari 2 ore perché non c'era la possibilità di andare in elicottero con lo zaino pesante, con la barella, e arrivo là che sono senza fiato, non porto nessun soccorso a quella persona. Quindi per forza di cose, diciamo, un minimo di preparazione fisica ci vuole, tale per poter essere poi di aiuto alla persona che ci ha chiamato, insomma, ecco, quindi questo sì, ma ripeto, nessuno di noi è un supereroe, siamo tutte persone normali con una grande passione e che non lo fanno neanche per allenarsi, cioè l'istinto e la volontà di andare in montagna automaticamente ti porta a essere allenato. Superiore al resto, insomma. E quali sono gli incidenti che sono rimasti più impressi, anche per la complessità dell'intervento che avete dovuto effettuare? Allora, normalmente le situazioni più complesse sono quelle o quando c'è brutto tempo, o quando c'è buio, o quando siamo in situazioni dove, come purtroppo nell'ultimo periodo, si cercano persone che non sono rientrate. Queste sono probabilmente le situazioni più complesse, il buio e il brutto tempo, perché chiaramente rendono quello che stai facendo ancora più, diciamo, difficile. Il fatto di cercare persone non rientrate io credo sia una delle attività più complesse in assoluto, perché quando una persona dice vado a fare un giro, non so, vado a fare l'escursione piuttosto che vado a cercare funghi o a vedere il panorama e poi non rientra, sai da dove è partito ma dove è andato. E cercare veramente una persona diventa difficilissimo. Abbiamo a disposizione i cani che ci danno una gran mano. Abbiamo a disposizione le tecnologie. Sono cani molecolari? Allora abbiamo 2 tipologie di cani a disposizione, il cane da ricerca di superficie, che è un cane che segue, adesso io ve lo banalizzo perché non sono un espertissimo neanche io, perché mi piacerebbe molto ma non ho il cane, però i colleghi mi insegnano che il cane da superficie segue la traccia umana, cioè segue l'odore, diciamo, che l'essere umano lascia, ma che sia il mio o quello di un altro non è in grado di distinguerlo. Quindi non è che viene fatto annusare Il cane molecolare invece fa questo, sì. Quindi annusa un reperto specifico della persona e segue solo l'odore di quella persona e quindi è molto più specifico perché segue la traccia di quella persona e li impieghiamo entrambi, insomma. Vengono preparati, c'è una razza particolare, che vedo che sono queste un po' le razze che vengono utilizzate, no? Ma ci sono delle razze più predisposte, poi appunto ce ne sono alcuni che imparano prima, che sono più predisposti anche al lavoro in montagna perché è faticoso chiaramente, no? Andare su per boschi anche per il cane, e che hanno magari i recettori del naso maggiormente sensibili. Quindi ci sono delle razze maggiormente predisposte, però in realtà non è che ce n'è solo una che fa quella cosa. E nei casi di anche bambini che si sono cacciati nei guai, è successo? Ah sì, lì non so se dire che sono bambini cacciati nei guai o portati nei guai, perché normalmente ovviamente sono accompagnati dai genitori, no? E succede a volte che magari il genitore tende a basare l'escursione sulle proprie capacità e non su quelle magari del bambino, poi il bambino chiaramente ha i suoi tempi e le sue forze e questo magari rallenta l'escursione, ci si va a trovare magari di notte col buio che sta scendendo e si ha ancora un sacco di strada da fare e dopo col buio trovare il sentiero o magari non prendere una traccia sbagliata può essere, comincia a essere possibile questa cosa e allora lì si va a mettersi in difficoltà tutti quanti. Ecco, qual è la dotazione che un bravo alpinista, insomma una persona, un escursionista dovrebbe assolutamente avere anche per agevolare se stesso in primis, ma voi poi nel effettuare un soccorso, qualora anche dovesse appunto succedere che arriva di notte, eccetera, è in grado poi di affrontare la notte, perché non sempre è possibile rintracciare col buio, no, in montagna? Sì, allora io se posso partirei da prima, cioè direi cosa bisogna fare prima di partire da casa. Che prima di partire da casa è importantissimo documentarsi su un paio di cose, cioè il giro che vogliamo fare per capire se la nostra preparazione è in grado di affrontare quel giro. E se andiamo via in compagnia, tarare sempre il giro sulla persona meno allenata, in modo da non trovarsi come il discorso di prima con i bambini. No? Una volta fatto questo verifichiamo le condizioni meteo,
perché abbiamo visto quest'estate che il tempo cambia veramente rapidamente. Però lì è tanto aleatorio. Però insomma dai, le previsioni meteo oggi di 2 o 3 giorni sono abbastanza affidabili, quindi se so che domani voglio andare via, guardo le previsioni prima di decidere di partire. E poi bisogna avere il coraggio di decidere anche di non andare o di girarsi e tornare indietro. Questo diventa fondamentale. Una volta che poi sono in procinto di partire, servono di sicuro calzature adeguate. Queste abbiamo visto che sono normalmente la maggior parte delle cause di incidente, cioè si va che magari non è difficile il sentiero di per sé, ma ha piovuto la notte prima, è bagnato, c'è un po' di fango. E non hai la scarpa adatta. E hai la scarpa liscia, bassa, e un attimo scivolare sul sasso che magari non ci si fa quasi niente, però anche una storta, una caviglia, se hai 2 ore di cammino da fare diventa un problema dopo, no? Assolutamente, quindi le classiche, sì, le pedule, le scarpe da trekking devono essere... Una scarpa adeguata a quello che si va a fare, ecco, questo è importante. Scene come si è visto anni passati, il sandalo sul ghiaccio, insomma, queste sono molto significative della poca preparazione che è stata fatta prima. Dopo direi andare comunque sempre con uno zainetto, dove dentro dobbiamo mettere le cose in base al giro che prevediamo di fare. Se devo stare via mezz'ora per andare dalla macchina al rifugio, che so che ci vuole mezz'ora, quando ho poca attrezzatura dietro non serve chissà che. Per l'escursione di una giornata di sicuro serve avere viveri, non grandi cose, però un po' di acqua e qualcosina da mangiare, perché appunto in montagna si suda e si fa fatica. E quindi alimentarsi per non rimanere senza energie. Tanti interventi quest'estate sono stati fatti per sfinimento proprio. Per sfinimento? Sì. Cioè le persone non avevano più energie? Sì, poi quelle 2 settimane di caldo che ha fatto, il caldo, senza bere o pochissimo bere e senza mangiare, le persone poi si trovano senza energie. E quindi lì non è neanche chissà che, è proprio sfinimento. Poi serve avere assolutamente dell'abbigliamento adeguato al fatto che in montagna appunto il tempo cambia. Noi partiamo magari dalla pianura che ci sono, adesso magari no, ma qualche settimana fa c'erano 25-30 gradi, saliamo su e ce ne sono 10, 8. E uno non ci crede, ma è così veramente. Sì. E quindi avere abbigliamento adeguato e tenere presente che normalmente in montagna al pomeriggio il tempo cambia e la pioggerellina, non dico tutti i giorni, ma la fa quasi sempre, quindi qualcosa anche di impermeabile. Poi so che... se si resta bagnati è un problema. So che qualche categoria mi odierà per quello che dico, però dovremmo perdere l'abitudine di andare vestiti di colori mimetici. Perché purtroppo se poi qualcuno ti deve cercare e sei vestito mimetico è difficile trovarti se sei sdraiato per terra o seduto per terra. Allora anche solo una maglia, un pantalone un po' colorato aiuta veramente tanto. Anche con l'elicottero eventualmente? Ma sì, la vista dall'alto chiaramente è agevolata, ma poi anche nella ricerca da terra, se io devo cercare, so che devo cercare una macchia rossa, la vedo molto più lontano che non un pantalone nero. Per dire, che non serve adesso dire vado via vestito chissà come, ma anche il pantalone nero e la giacca verde, capite che una volta seduto per terra diventi una parte del bosco come immagine, insomma. Mi viene da ridere perché io pantalone nero, giacca verde. Ma sì, ma tutti l'abbiamo fatto e magari continuiamo a farlo, però se riusciamo a avere magari un capo d'abbigliamento oppure qualcosa a questo punto, se abbiamo la possibilità per farci vedere o sentire, quindi una piletta, se è buio per fare un po' di luce. Che non sia il cellulare perché si scarica sempre in montagna, si capisce che esatto. Metà dei cammini di tua vita il cellulare. Perché c'è poco campo e quindi lui va in ricerca. È quello. Sarebbe una bella cosa, adesso molte marche che fanno attrezzatura la mettono già inserita, magari un piccolo fischietto, sì, giusto, per emettere un suono, se magari più acuto, che si sente da più lontano. E poi abbiamo la fortuna oggi di avere a disposizione quasi tutti un telefono cellulare, quello appunto portarlo via ben carico e avere magari, se c'è la possibilità, e so che sto in giro tante ore, una power bank dietro in modo da poterlo ricaricare, perché stando in ricerca quando perde il segnale il telefono si scarica, subito, poi magari è freddo, la batteria teme il freddo per cui si scarica. E un telefono cellulare perché ci dà la possibilità di, oltre che chiamare aiuto, ma anche di condividere dati sulla posizione, che semplificano molto. Esatto, però questa cosa l'ho vista perché però tante volte in montagna, quando capita l'evento imprevisto, sei in una valle o in un punto dove il cellulare non prende, non c'è connessione, non c'è campo, non sai dove sei, e il disagio, figurarsi chiamare diventa imposto. No, veramente ho notato un principio di massima sfortuna che però è
Beh, perché ovviamente per questioni orografiche anche la copertura con i ponti telefonici non è possibile averla tanto quanto in pianura. Per cui questo Però, non bisogna troppo farne conto. no, chiaro, non dobbiamo pensare, non vorrei proprio che passi il messaggio di pensare ho il telefono, quindi sono sicuro, chiamo esatto. qualsiasi momento, No. assolutamente no. Anzi, dobbiamo cercare di uscire da questa mentalità del fatto in qualsiasi momento posso chiamare aiuto, cioè dobbiamo essere coscienti del fatto che dobbiamo arrangiarci. Poi l'aiuto se serve arriva, però cerchiamo di arrangiarci, nel senso di non farci male o di non metterci in situazioni di aver bisogno. Poi sapete che c'è comunque l'opportunità col numero 112. Il 112 è l'unico numero attualmente che anche se non c'è, il vostro telefono non dà campo, dovrebbe e funzionare. anche se ha, adesso qua dovrei approfondire, però se ha pochissima batteria, vorrei dire veramente poca, riesce, se non siamo in una zona veramente non coperta da niente, a inviare una chiamata a questo numero e quindi un messaggio di aiuto, insomma, si può ottenere anche quando vedete scritto solo chiamate d'emergenza. Questa è appunto la possibilità di fare questi numeri e non di chiamare invece i numeri privati, insomma. Assolutamente. E per affrontare eventualmente la notte, che cosa è indispensabile avere? A parte magari portarsi sempre un piumino con sé, più pesante, questo sì. Sì, allora, come dicevo prima, l'abbigliamento, sempre pensando appunto che nel corso della giornata la temperatura cambia e le condizioni meteo possono cambiare. Se ho il sospetto che potrei fare un'escursione un po' lunga con il rischio di prendermi fuori la notte, è bene pensare che durante la notte le temperature scendono, dentro il bosco normalmente c'è molta umidità e se siamo fuori dal bosco probabilmente tira vento. E quindi due condizioni che tendono a portare al raffreddamento, diciamo, del corpo, quindi avere dei capi di abbigliamento che ci permettono di isolarci, di mantenere la temperatura del corpo. Dopo chiaramente cercare un riparo. Perché se piove trovare un riparo oppure cercare di evitare di stare magari direttamente a contatto col terreno dove sale l'umidità. Non è il massimo. Insomma, lì La bussola può servire? Certamente, ma è come il telefono cellulare. Se io poi la bussola non la so leggere, se non serve a niente, averla dietro sì, ma bisogna saperla utilizzare. Quando va chiamato il soccorso? Adesso mi stai facendo una domanda da $1 milione. Perché uno dice non lo chiama, non chiama, cioè, vabbè, ci sono a parte gli ansiosi che chiamerebbero anche ogni, però se una persona dice no aspetta, vado avanti, aspetta, poi a un certo punto diventa deleterio, andrebbe chiamato teoricamente. Allora, la risposta universale a questa domanda non esiste perché dipende dal posto in cui mi trovo, dalla situazione. Chiaramente se mi sono fatto male immediatamente. Il fatto di pensare e dire ma tengo duro, stringo i denti, oltre che rischiare magari di peggiorare la nostra situazione perché sul momento presi dall'adrenalina magari non sentiamo il dolore tanto o cose, magari dopo peggiora. Si rischia, se hai male, di metterti in condizioni di più difficoltà e quindi se una persona si è fatta male o ha un malore o malessere, insomma comunque condizioni sanitarie, direi immediatamente. In altri casi non troppo tardi è la risposta forse giusta, perché dopo diventa peggio, ma nell'eventualità uno chiama il soccorso può ricevere delle indicazioni. Sì, beh certo. Quindi allora, anche quello può servire, uno chiama, dice mi trovo in questa situazione, non intervenite ancora, datemi delle dritte, cosa posso fare? Cioè potrebbe essere interlocutoria. Certo, quindi tenete presente che quando si compone il 118 dall'altra parte rispondono dei professionisti, che sono degli infermieri professionali proprio, che la prima cosa che fanno è quella di cercare di portare aiuto alla persona, quindi non è che dice dove sei, ok ti veniamo a prendere, cioè si parla, ci si confronta e se c'è la possibilità, dando delle indicazioni, di far rientrare la persona autonomamente, chiaramente è sempre la cosa migliore, ma anche se si ha un dubbio, nelle centrali operative hanno dei cartografici dove anche solo dicono ma guarda io ho fatto questo sentiero, non so, mi sembra che sto andando un po' lungo, magari l'operatore dice guarda che se vai avanti altri 10 minuti la trovi una strada. Sì, infatti, esatto. Quindi anche solo se c'è un dubbio, tanto la telefonata non costa niente. L'altra parte rispondono sempre e quindi assolutamente. Non è solo in caso di persona che si fa male, che lì vabbè, però anche il classico è perdersi in montagna, poi c'è stato il periodo con tutti gli schianti che ci sono stati in cui i sentieri non erano più visibili e comunque adesso sono cambiati dei sentieri, poi ci può essere magari una frana o quant'altro.
e ti perdi, arriva buio e tutto, lì diventa un po' problematico per il non esperto. Sì, certamente. Poi la centrale operativa del 118, eventualmente se l'operatore in quel momento magari non riesce a trovare le informazioni, di prassi proprio contattano il capostazione del soccorso alpino della zona, che appunto essendo uno che abita nel posto, molto spesso appunto al telefono riesce, essendo messo in conferenza con la persona che sta chiamando, può essere che dando le indicazioni dica guarda sì, ho capito dove sei, vai dritto 10 minuti e arrivi là, poi richiamami fra 10 minuti che vediamo se sei arrivato e magari sei lì, insomma, ecco, succede normalmente. Insomma, si possono risolvere queste situazioni, certo, per lo più. So che avete situazioni anche molto delicate, ancora in corso di risoluzione, speriamo che poi si trovi una soluzione nel modo migliore naturalmente. E noi chiudiamo quindi questa intervista, un messaggio che si sente di dare? Ma allora la montagna è bella e io invito tutti a frequentarla. La cosa importante è frequentarla coscienti delle proprie capacità, nel rispetto di se stessi, della montagna e anche delle persone che un domani dovrebbero se no partire per venire a portare soccorso. Questa è una cosa importante. Ricordiamoci sempre che quando qualcuno, se io mi sono fatto male perché sono in una situazione pericolosa, significa che qualcuno deve mettersi in pericolo per venire a portarti soccorso. Quindi il rispetto che portiamo è veramente per noi stessi, per il luogo e per le persone che poi interverranno. Grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro, duplice lavoro, perché è lavoro normale più anche questo di volontariato. Grazie naturalmente per il vostro contributo. Grazie. A voi telespettatori lascio alla pubblicità, restate con noi, abbiamo un'altra parte di trasmissione. Grazie.